quando poi Callecon dovrà seguire il movimento di Teo Hernandez. Amici bellini, Valerio Fluido here. Parliamo un pochino di questa partita che va analizzata in un certo modo. Però prima di tutto mi dovete far fare uno shout out bellissimo, perché l'amico Giuseppe Buonanno ha ricevuto la tazza. Grazie per il supporto. La tazza che sta sul sito fluido.net, vedete la tazza là, e quindi grazie Giuseppe per il supporto. Enjoy, è la tazza lunga, quindi ci va più una birra che un caffè, quindi va bene così, grazie Giuseppe. E per quanto riguarda le formazioni, credo che non abbiamo nessun vincitore. Ho cercato tra i vari commenti, ma credo che quasi tutti, me compreso, abbiamo messo Demme in formazione titolare, mentre Gattuso ha messo Lobotka. Quindi non credo ci siano vincitori. Se mi è sfuggito fatemelo sapere e vi darò soddisfazione assolutamente. Prima di passare ai voti e all'analisi e al commento, una chiusura per il discorso di Gasperini, dell'Atalanta e del dirigente. Ho cercato di rispondere più o meno a tutti. C'è stato chi ha detto ma quella l'offesa, risponde l'offesa, quello l'ha chiamato venduto. Non si possono paragonare le due cose. Posso capire la reazione di Gasperini che dice pedala coglione eccetera eccetera, ci può anche stare, perché quello è andato là insomma provocatoriamente a fare la cosa, ma è legittimo. Cioè tu, se hai questa voglia qua, è un palese libero, e allora tu vai, gli fai la domanda sarcastica e quello ti risponde, come è anche giusto che sia. Vai a pedalare, anche se potevi essere un signore e dire guardati la partita stasera e vedrai l'impegno, ma ha deciso di non essere così. Vabbè, la reazione del dirigente invece non si può tollerare perché è razzista, insisto. E quindi chiudiamo il discorso così. Ho risposto un po' a tutti, adesso basta, insomma. Passiamo ai voti e all'analisi. Faremo una cosa specifica anche per quanto riguarda il gol, l'analisi del gol, e perché ritengo che Ospina senza voto, perché non mi sembra diciamo responsabile sul gol. Non poteva uscire una palla tagliata che finisce nell'area piccola ma arriva proprio all'angolo qua, lo vedete l'angolo qua? Quindi era impossibile per lui, l'aveva quasi presa, non è riuscito il miracolo. Quindi Ospina per me si prende senza voto, perché il Milan non ha tirato. Voi adesso se andate a rivedere la reazione, io a un certo punto dico risultato quasi giusto, ma era l'amarezza del momento. Lo sapete che le reazioni a caldo portano a questo, poi te la rivedi, poi la analizzi e quindi ti rendi conto che il Napoli meritava assolutamente di vincere. Il dominio è stato totale. Se il Milan non tira in porta e tu sì, vuol dire che meritavi tu. Di Lorenzo gli diamo 6,5, specialmente per il gol. Non mi è sembrato una furia, teneva insomma una bella gatta da pelare con Teo Hernandez lì e doveva essere aiutato da Callecon. Per quanto riguarda il gol, lo analizziamo adesso. Cercate di allargare le immagini, speriamo che non me lo bloccano, che vi devo dire, io ci provo perché io devo far vedere le immagini, mi piace così. Allora, se vedete qui Koulibaly sta seguendo, credo sia Paquetá, qua c'è Ibra, qua c'è Rebic che poi taglierà al centro. Che cosa succede? L'azione si sviluppa sulla destra con Conti che riceve palla, l'ho messa al rallentatore, Paquetá esce e Koulibaly vedete che lo segue, però non dovrebbe seguirlo perché qui già è coperto da Lobotka e credo sia Mario Rui da quella parte, quindi non dovresti secondo me seguirlo fino alla fine, perché poi lui scarica, vedete come procede, Lobotka gli va in pressione, lui scarica dietro e Koulibaly in questo momento è fuori posizione. Che cosa succede? Che quando Koulibaly è fuori posizione e qui lui deve rientrare, giustamente Maksimovic deve scalare sul movimento che ha fatto Rebic e quindi tutto scala e Di Lorenzo deve andare su Ibrahimovic, quando poi Callecon dovrà seguire il movimento di Teo Hernandez. Questo è quello che succede qua. Vedete, Rebic chiama il pallone, Maksimovic lo segue, Koulibaly è tagliato fuori dal passaggio dentro, di conseguenza tutto è scalato. Di Lorenzo sta su Ibra e Teo Hernandez è già scappato e Callecon non ha seguito, quindi un po' Callecon qui dovrebbe seguire già, sta camminando. Quando recupera Koulibaly si mette al centro e lì non serve perché non copri Ibra. Nel frattempo Teo Hernandez è rimasto da solo, Callecon tenta lo scatto disperato ma è troppo tardi e quindi Teo Hernandez è libero di concludere a rete. Quindi sì, un po' di responsabilità ce l'ha Callecon, ma non ce l'ha Di Lorenzo credo, e non ce l'ha
Maksimovic e più Koulibaly, che in questo caso è reo di aver seguito Paquetá troppo, sai, quella solita cosa di Koulibaly che segue troppo, e quindi un piccolo errore Koulibaly se lo deve portare sulla coscienza. Quindi ritornando a noi, credo Maksimovic 6 ha fatto un paio di errorucci, però ha anche rimediato agli stessi errori. Il movimento in cui scala su Rebic là è giusto, che deve solo seguire, non può fare fallo e va bene. Sul fallo, ragazzi, da rigore è un po' ingenuo, tocca il pallone e lì ha fatto quello che doveva fare. Lui doveva toccare il pallone, glielo sposta, che poi Bonaventura accentua, l'arbitro vede quello che vede e poi Rocchi non chiama. Lì sono una serie di errori a catena che purtroppo, ma lui ha fatto anche nella protesta, è stato giusto, nel senso, con calma, però vattela a rivedere, togliti il dubbio, non puoi essere sicuro. E beh, se tu eri sicuro, allora là il problema è Rocchi, perché Rocchi aveva a disposizione i replay che poi abbiamo visto tutti, si vede il pallone che cambia direzione, dovevi richiamarlo perché lì è grave l'errore, e quindi abbiamo perso di 3 punti per una cosa del genere. Ma questo va al di là, perché sappiamo benissimo che l'andamento della partita non è il singolo episodio. È chiaro, il singolo episodio, quando è un rigore che ti fa perdere 2 punti, pesa, però ammonisci Di Lorenzo, ammonisci Mario Rui al primo fallo nel primo tempo. Conti fa l'impossibile, Conti doveva essere espulso per somma di ammonizioni molto prima di Salam Aleikum che impazzisce e fa la forbice eccetera eccetera. Ma lo stesso Teo Hernandez, quello è un chiaro episodio dove il VAR deve intervenire, ti deve chiamare, buttalo fuori, e perché là, e purtroppo sono tutte cose che si accumulano. Il rigore su Elmas ci può stare, non ci può stare, va bene, c'era un'altra cosa su Koulibaly, troppe cose sono successe ieri. Koulibaly si prende 7, sarebbe anche un 7,5 per come a un certo punto lui ha annullato Ibrahimovic, gli è passo Rebic intorno, non ha fatto niente, poi è toccato a Leao, insomma veramente di una statura incredibile. Si perde mezzo voto giusto per quella cosa che vi ho fatto vedere, però ci può stare. E poi mi è piaciuto soprattutto quando nel secondo tempo, con l'uscita di Insigne, è diventato regista aggiunto, quando poi è entrato anche Demme, le azioni passavano da lui, si è preso in mano la squadra, e Koulibaly è il Koulibaly che sappiamo e che amiamo. Mario Rui gli do 6, bene, insomma positiva comunque la sua prestazione, nessun flash esaltante. Come prende 6 Zielinski, come prende 6 Fabian e come prende 6 Lobotka. Ragazzi, questi voti sono un pochino influenzati dal fatto che io mi sono perso i primi 15 minuti. Quando tu ti perdi 15-20 minuti iniziali è difficile poi avere un'idea globale di come la squadra ha approcciato, di come sono entrati in campo, di come poi il dominio c'è stato. Io sono entrato a vedere la partita e ho visto il gol, quindi purtroppo è un po' influenzata da quello il mio giudizio generale. Prendete i voti col sale, come si dice? Col beneficio dell'inventario, non mi ricordo come si dice. Comunque prendeteli per quello che sono, è più una scusa il voto per parlare poi della partita e per fare analisi. Callecon 6,5 perché assist, perché molto vivace, copre, si propone, non si può prendere più di quello, può diventare anche un 6 se pensi il gol che si mangia e alcune scelte sbagliate. Il voto diventa 6,5 perché si paragona poi agli ingressi di Politano, di Milik, e allora se tu devi avere un Politano così che non serve e un Milik a bulico, almeno Callecon lo sta facendo, cioè poi fa la scelta sbagliata, poi si mangia il gol, va bene, però l'impegno di Callecon non è in discussione ed è questo che noi vogliamo vedere in un momento in cui la classifica non conta e l'impegno vale almeno mezzo punto. Mertens, proprio per la questione dell'impegno, sale a 7,5, serpentine, tiri, il gol e anche stavolta la mentalizzazione, i ritorni in difesa, scivolate, recuperi, aggredisce l'avversario, dà fastidio, ha fatto robe alla Cavani dei bei tempi, bene, perché l'abbiamo un pochino tenuto sulla corda a livello di giudizio in questi giorni e mi ha dato una bella risposta, bravo Driss. Insigne gli do 6 perché non ho idea, non ho capito che cosa, ho sentito anche che ha preso un palo, però poi hanno chiamato un fuorigioco, è stato secondo me sostituito troppo presto. E poi ci sono le sostituzioni, io non le ho neanche scritte, ma direi che Elmas si merita un voto positivo perché entra bene come al solito, si stava quasi per prendere un rigore, procura l'espulsione di Salam Aleikum, positivo l'ingresso di Demme, anche quello di Lozano
Lozano, mi è sembrato abbastanza vivace come nelle ultime cose, e poi si devono prendere 5 tutte e due, Milik e Politano, uno per l'inutilità, l'altro per il mancato impegno, e sono cose che irritano il tifoso del Napoli, che vuole vedere, che poi merita, capisci? Perché poi se noi non vinciamo certe partite in bilico, un po' è perché ci mangiamo i gol, un po' è perché la tensione non è al 200%, e un po' per queste cose qua, che magari c'hai la palla così che fai il velo, e no, fammi vedere che ti vuoi mangiare la porta, e queste sono cose anche abbastanza gravi. Però, ripeto, Gattuso, capisco che le sostituzioni sono così e così, perché un Mertens in quella maniera, però adesso io lo giustifico, perché datelo voi il voto a Gattuso sotto, lo giustifico per un semplice motivo, che queste sono, a mio giudizio adesso, sostituzioni scientifiche per il minutaggio. Il Napoli deve arrivare ad agosto con tutti i giocatori che continuano a stare in forma, devono avere tutti bene o male tanto minutaggio, non stancarsi, non affaticarsi e non rischiare infortuni, quindi arrivare a giocare la partita col Barcellona, che è quella più importante della stagione in questo momento, con tutti gli effettivi in grande forma, e scegliere la migliore a livello tattico e fare la partita che vuoi fare. Se decidi, capito, di fare il frangiflutti, metti DM, se vuoi tentare di rischiare più qualità, metti Lobotka, eccetera eccetera eccetera. Questo credo sia la situazione, anche il perché di certe sostituzioni. Gattuso deve vedere, sta ragionando per l'anno prossimo, è chiaro, sta valutando tutti i giocatori della rosa per capire quelli da confermare e quelli da sbolognare. Ma a proposito di sbolognare, noi dobbiamo guardare al Bologna, e sul Bologna sarà difficile fare la formazione, come con tutte le piccole ci sarà un po' di cambiamento, e quindi se volete cominciare a scrivere dovete scrivere formazione Bologna, così poi la trovo e capiremo. C'è il dubbio Lobotka Dem, che fai? Metti Dem contro una squadra piccola? Probabilmente sì, perché il Bologna, comunque, ricordatevi che Mihajlovic preferisce attaccare, perché lui sa che se non fa un gol, poi se aspetta prima o poi lo prende. Quindi il Bologna teniamolo d'occhio, perché ci sono un paio di giocatorini che ci rompono sempre i coglioni, e quindi stiamoci attenti sotto questo punto di vista. Magari ne parliamo domani, facciamo una pre-partita o una live, non lo so, vediamo. Se nel caso lasciate un mi piace qua, iscrivetevi e cliccate sulla campanella per partecipare alla live, altrimenti YouTube non vi manda la notifica. Grazie per tutto il vostro supporto. Il canale sta schizzando, permettetemi di can I brag a little bit? Permettetemi di atteggiarmi un attimo. Rispetto ai numeri dei subscriber, che stiamo più o meno a 1600, facciamo dei numeri di views veramente importanti, e non parliamo dei commenti. I commenti rispetto alle views, rispetto al numero dei subscriber, sono tantissimi. Io non riesco, sta arrivando il momento che non riuscirò a rispondere a tutti, e mi dispiacerà. Però voi continuate, perché questo canale è bello proprio per questo, perché nei commenti ci sono più spunti tattici e più analisi che in tutte le televisioni private napoletane, dove si parla ma non lo so, forse quello sta pensando ad altre cose, e non dicono niente. Noi facciamo più analisi tattiche e tecniche, ed è una cosa bellissima di cui sono orgoglioso, e vi ringrazio. Da New York, Valerio Fluido è tutto. Seguite su Instagram, fate tutte le cose che dovete fare, controllate lo store, perché la maglietta penso che stia per arrivare. Attenzione.